Possiamo ricominciare i lavori? Così brillantemente partiti questa mattina e sono sicura che continueremo su quest'onda non della tempesta di Tintoretto, ma della laguna di Carpaccio, tanto per restare in tema, e chiamerei la prima, che è Camilla Pietrabissa, veneziana di adozione, dopo gli studi al Courtauld Institute di Londra e ora inserita nell'Università UAV di Venezia, che ci farà entrare in un tema ben specifico, cioè un'isola vicina, si intitola Per una lettura geografica del San Giorgio di Londra, e che svela i suoi interessi anche oltre alla pittura. Prego, Camilla. Grazie. Ringrazio gli organizzatori del convegno e la professoressa Mason per la sua introduzione. Dal 1831 il dipinto si trova alla National Gallery di Londra, dove Michael Kitson, che insegnava al Courtauld Institute of Art, andava a riguardarlo nelle sale adiacenti ai suoi Claude e Turner, finendo per scrivere un breve saggio pubblicato postumo nel volume The Seeing Eye. Per Kitson la scena si svolge in un, cito, enchanted landscape by a lake or seashore. Egli nota il dettaglio importante di un corso d'acqua che attraversa la composizione da sinistra a destra, riversandosi precipitosamente nel mare. Il duello tra San Giorgio e il drago avviene su un'area erbosa dove si trova un ceppo d'albero. Al di là del fiume c'è una foresta. Secondo Kitson, Tintoretto carica di un tono romantico l'episodio. Cito: "The landscape he depicts is certainly one of the most romantic in 16th century painting." E aggiunge: "It has everything. A mysterious walled town, an empty sea, a dark wood, a wood which has something German about it, reminding us of the landscapes of Aldhofer or Cranach." L'intuizione visiva di Kitson sul carattere romantico del paesaggio era probabilmente appoggiata sugli ambienti totali nordici, come il famoso dipinto di Aldhofer del 1510, dove invece di un ambiente acquatico e costiero troviamo il solitario cavaliere immerso in una densa foresta dinanzi al corpo del mostro. La lettura di Kitson sottolinea così il carattere totale di questo paesaggio e costituisce un primo tentativo di spiegare gli elementi formali innovativi di un dipinto che era stato precedentemente citato da Michael Levy nel suo articolo sulle apparizioni divine. Inoltre Kitson segnala come l'uniformità di fattura a pennellate ampie e circolari tiene insieme tutto il dipinto, altrimenti composto in maniera frammentata, con 3 piani successivi disposti lungo una diagonale che va dall'apparizione della figura di Dio a quella della principessa in fuga. Proprio quest'unità ambientale che connota il dipinto lo separa dalla tradizione iconografica precedente delle rappresentazioni del santo. Nella leggenda aurea la storia comincia con la seguente descrizione. Il tribuno Giorgio, cappadoce di stirpe, giunse una volta nella provincia di Libia, nella città di Silena. Presso quella città vi era un lago vasto come il mare, nel quale si nascondeva un terribile drago. Su questo lago vasto come il mare vorrei porre la mia attenzione oggi, suggerendo una lettura che muove da considerazioni di tipo geografico legata al significato religioso del dipinto. Nei numerosi esempi dell'episodio creati in ambito veneto è sempre presente l'elemento acquatico. Così è per il San Giorgio di Carpaccio, nell'oratorio degli Schiavoni, per quello di Mantegna, sul modello del San Giorgio vittorioso, posto di fronte a uno sfondo paesaggistico che contiene i 3 elementi ricorrenti: città fortificata, corso d'acqua e zona desertificata, ma anche, tra i modelli più vicini a Tintoretto, la pala di Marco Basaiti datata 1520 per la chiesa di San Pietro in Castello, dove ritroviamo un lago azzurro e un deserto disseminato di teschi e scheletri.
Il terreno, reso sterile dalla violenza mostruosa del drago e probabilmente ispirato a stampe di Schönhauer e Dürer, è come trasmutato da Tintoretto nel suo opposto. L'artista opera una ricollocazione dell'episodio dell'uccisione del drago da un deserto disseminato di corpi e teschi a un ambiente verdeggiante. Questo scarto ci spinge a interrogare la scelta di situare l'azione in una zona in cui l'elemento acquatico pervade e mette in movimento tutta la composizione. Sulla sinistra, dove le onde di un mare o lago azzurro lambiscono le coste frastagliate, ma anche in corrispondenza del gruppo di San Giorgio il Drago, dove acque impetuose e luminose scorrono, dividendo la zona dove sorge la città e quella dove si svolge l'azione, isolando in senso letterale i protagonisti. L'elemento acquatico domina la composizione non solo per la presenza di acque che scorrono in modi differenti, ma anche perché il terreno è caratterizzato da un andamento tondeggiante, da una vegetazione rigogliosa, come se la natura fosse pervasa da una forza vitale di cui l'acqua fosse il medium di propagazione. Nel caso del San Giorgio, questa rilocazione acquatica, che invece che schiacciare le figure sul momento della morte, come nel dipinto di Altdorfer, cattura il momento del duello come una vittoria della vita, può essere indagata per dare senso al radicale scostamento rispetto alle convenzioni testuali e figurative in riferimento al paesaggio. In particolare, il luogo dove si svolge la scena del duello costituirebbe un'isola non nel senso topografico, ma piuttosto, secondo gli studi di Louis Marin sull'utopia, nel senso di un non luogo, cioè di un luogo che non può esistere se non appunto come utopia politica. Come scrive Marin, Thomas More ha per primo concepito l'isola come paradigma cartografico dell'utopia, o detto altrimenti, utopia deve essere un'isola. Fin dal nome, utopia è uno spazio di alterità radicale rispetto ai luoghi dell'esperienza ordinaria, di cui pure condivide le caratteristiche dell'organizzazione spaziale e quindi la capacità di farsi rappresentazione cartografica. Nell'utopia di Moore, però, questi caratteri sono deliberati e enfatizzati al punto da rivelare il proprio carattere utopico nel senso di immaginario. A Venezia, dove l'insularità è condizione territoriale fondante, a cominciare dallo spazio lagunare fino alla sua estensione nel Mediterraneo orientale, tale paradigma diventa motore di soluzioni formali. Che il pensiero politico veneziano fosse strutturato intorno alla concezione delle isole come arcipelago unico, vale la pena ricordarlo soprattutto in relazione allo statuto della terraferma, considerata come estensione continentale di uno Stato fondato sull'acqua. Dal punto di vista strutturale, la condizione geomorfologica dell'isola come porzione di terra circondata dal mare rende esplicita quell'opposizione tra terra e acqua, a partire dalla quale si dipartono usi secondari, simbolici e metaforici. Le isole, infatti, proprio in virtù di questa condizione, sono modelli ridotti dell'universo al pari del giardino. Il paesaggio insulare si presta a usi metaforici come quello del cartografo umanista Ignazio Danti, uno su tutti, che nel Cinquecento descriveva la città come fondata sull'acqua, circondata dall'acqua, protetta da mura d'acqua. Il testo latino era notoriamente affisso fuori dalla sede del magistrato alle acque. Che la rilocazione dell'episodio di San Giorgio il Drago sia un'allusione a Venezia e alle sue vicende nel Mediterraneo è una possibilità che giustificherebbe la potenza evocativa di un non luogo come l'isola al fine di immaginare una nuova configurazione geopolitica. Si possono avanzare due ipotesi complementari in merito. La prima è che la caratteristica conformazione del terreno isolato su cui si svolge l'azione del dipinto costituisca la soluzione figurativa di un discorso sull'alterità geografica che corrisponderebbe all'alterità culturale che motiva le imprese di San Giorgio. La seconda è che sia l'intervento divino a conferire al paesaggio la forza dinamica e vivificante che lo rende un ambiente totale. Tra le due ipotesi intercorre una relazione di complementarietà, in quanto il contenuto politico è comunque fortemente connotato da un significato antropologico e religioso delle vicende del santo e della loro rilevanza in ambito veneziano.
La riflessione sul ruolo del paesaggio e sulla sua raffigurazione nel dipinto implica quindi il paradosso formale di un luogo dell'alterità che viene unificato, come si è detto, dalla presenza del medium acquatico e del linguaggio pittorico. Ma cominciamo a definire la questione della radicale alterità della vicenda del santo. Dal punto di vista storico-antropologico, l'episodio di San Giorgio il Drago costituisce l'archetipo del duello, di una contrapposizione assoluta tra bene e male, cavaliere santo, animale mostro. Tale opposizione spiega perché in tante rappresentazioni il santo sia scarsamente caratterizzato nei tratti somatici, così da dare un'impressione di serenità, a differenza della principessa che assume la posizione di mediatrice con lo spettatore, mostrando sul volto i tratti patetici del terrore o la pietas della preghiera, come nel Raffaello di Washington. Il cavaliere di Tintoretto ha il volto seminascosto e il pittore segue una soluzione iconografica già sperimentata agli Schiavoni, in cui cavallo e cavaliere formano una potente unità, tanto che si è parlato della trasformazione del destriero in magico unicorno. L'importanza che riveste il duello nella tradizione iconografica ha ovviamente connotazioni politico-militari. Per esempio, Alison Barker ha recentemente mostrato come nel 400 la figura di San Giorgio fungeva da motivo unificante per le culture diasporiche a Venezia. Eppure, benché la leggenda di San Giorgio sia strettamente associata ai conflitti con l'Oriente, non solo per la sua origine leggendaria, ma anche perché il santo è figura rappresentativa dei crociati, la diffusione del culto del santo nell'Europa della prima modernità era tanto estesa che vi erano altri aspetti che potevano essere di volta in volta messi in luce nell'elaborazione pittorica. In questo senso si rivela pertinente la funzione del santo come fondatore e difensore del potere territoriale. Il mito del combattimento con il drago, dalle radici antichissime, appare dal punto di vista antropologico come mito di fondazione urbana. Georges Didier Berman, nel riprendere alcune intuizioni di Pierre Francastel sulla caverna che sostituiva il lago in molte rappresentazioni del duello, ha identificato in San Giorgio una figura fondatrice della territorialità. E di recente Emanuele Lugli ha messo in relazione l'immaginario geografico evocato dalle versioni del duello dipinte da Paolo Uccello con la politica territoriale toscana. La rappresentazione della colonizzazione della campagna, esplicita nei dipinti di Uccello, era minacciata dalla presenza selvaggia del drago nella caverna. Se in Toscana quindi si afferma un'iconografia agricola, si può ammettere che a Venezia invece si tenga vivo anche il ricordo di questo lago vasto come il mare. Il vasto lago dal quale emerge il drago quindi non è soltanto un riferimento fedele al testo che menziona la città libica, ma anche un'allusione alla territorialità della Serenissima come fortezza affacciata su un mare ondoso. In questo senso, l'altro dipinto dello stesso soggetto che la critica più recente attribuisce all'Atelier di Tintoretto funge da cartina tornasole di alcuni problemi che nel dipinto di Londra restano impliciti. La presenza di figure abbigliate alla turca, l'architettura delle mura, che include una cupola azzurra, suggeriscono apertamente la localizzazione nel vicino Oriente. Dalla tela di Londra è assente anche ogni elemento di differenziazione della flora, cioè quelle piante che nella versione di San Pietroburgo sono messe in luce per la loro varietà. Nella scuola della Trinità l'artista, questo l'abbiamo visto in questi giorni, immagina un Eden a partire da vari tipi di piante e così anche in questi casi che abbiamo considerato ieri e oggi. Invece nella tela di Londra molti riferimenti alla posizione geografica sono stati eliminati rispetto all'idea iniziale dell'artista. Le indagini riflettografiche svolte da Jill Dunkerton alla National Gallery hanno mostrato la presenza nel disegno soggiacente al dipinto di un cadavere in basso a sinistra accanto alla principessa, dell'alterazione della figura della principessa per venire ancora più avanti verso il margine inferiore della tela, così da sembrare ancora più vicina al piano del quadro sul punto di inciampare nelle vesti, delle figure dei cittadini che dalle mura guardano la scena e infine di un prolungamento della città nell'acqua tramite un ponte come nei dipinti di Mantegna e Basaiti.
L'eliminazione di tutti questi elementi conferisce al dipinto una struttura semplificata, in cui l'opposizione che struttura la narrazione si rispecchia anche nel paesaggio, un paesaggio in cui si fronteggiano terra e acqua, città fortificata e isole. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, che il paesaggio totale in cui si svolge l'azione sia causato dall'intervento divino, si deve indagare la composizione nel suo complesso. Lo spostamento del focus dell'azione dal duello alla fuga, cioè dal gruppo costituito da San Giorgio il Drago alla figura della principessa, serve a operare uno spostamento parallelo da un episodio di conquista a quello della salvezza e della successiva conversione. La principessa che fugge terrorizzata dalla comunità che l'ha sacrificata, testimone dell'intervento divino, sarà il tramite per la conversione dell'intera città. Dal punto di vista del rapporto tra figura e paesaggio, Tintoretto opera, come avviene per altri dipinti lungo tutta la sua carriera, un ribaltamento in cui il soggetto principale è relegato a una posizione secondaria. Così negli anni della giovinezza nel Cristo fra i dottori di Milano o quasi 50 anni più tardi nel Battesimo a San Rocco, dove lo sguardo si sofferma dapprima su personaggi posti in primo piano, in particolare sul luminoso drappeggio della figura michelangiolesca sulla destra che ricorda le vesti della principessa in fuga nel San Giorgio. La figura femminile posta in primo piano, come nel dipinto realizzato per i magistrati al Sal, è davvero l'unica figura parlante con un simile contrapposto del corpo. La straordinaria invenzione va accostata inoltre ad una figura come l'anziano in primo piano nella presentazione della Vergine al Tempio, nella Madonna dell'Orto, realizzato tra il 1551 e il 56. La data del 1553, suggerita da Eichmann e Helmholtz, farebbe infine coincidere questa composizione con l'Andromeda di Tiziano, che sarà modello importante per altre composizioni affini, quali la Santa Margherita di Madrid. Qui mi preme sottolineare brevemente che questi episodi del mito della religiosi hanno in comune una localizzazione marina dove il mostro si frappone tra la protagonista del dipinto e la città che si profila in lontananza. Eppure tutti questi esempi non possono spiegare completamente la presenza ingombrante della principessa. Il formato del San Giorgio di Londra, in cui la cupola luminosa in cui appare Dio Padre corrisponde alla forma ovale che struttura il dipinto, inclusa la veste svolazzante della principessa, lega inesorabilmente la fuga di lei all'intervento divino. Se per Giorgio Tagliaferro e Gianmario Guidarelli lo spazio di Tintoretto regge solo come spazio pittorico, e anche Roland Krischel ha scritto che lo spazio è spesso costituito come guscio per la scena narrativa, il duello tutelato da Dio diviene un episodio secondario rispetto a un processo più importante di salvezza spirituale. Che tale impostazione formale, quella in cui il dipinto include sia un episodio sia il senso più generale di tutta la vicenda del santo, si ripercuote in tutto il paesaggio, mostra la capacità di Tintoretto di dare forma alla potenza dell'intervento divino. È possibile verificare l'operatività di questo modello nella vita sociale della Venezia dell'epoca? Questa domanda deve riguardare innanzitutto la possibile collocazione del dipinto come pala d'altare in una cappella. Gli studi più recenti tendono a ripetere la tesi secondo cui le dimensioni ridotte del dipinto, 1,5 metri per 1 metro circa, si adattino alla committenza privata e così anche il trattamento eccezionale dell'episodio. Gli interventi di restauro hanno poi sottolineato che la pennellata fluida è tra le più dettagliate di Tintoretto e la palette non lesina l'uso di preziosi pigmenti blu, infatti c'è ancora un'ottima varietà di colorazione. Del resto Ridolfi e Boschini concordano nel collocare il dipinto di questa qualità e di questo soggetto in Casa Correr nel 600. Si tratta con ogni probabilità del dipinto acquistato da Pietro Correr e passato nella collezione di Giacomo, il cui inventario del 1661 è stato pubblicato e studiato da Linda Borean. Nelle parole di Ridolfi, il dipinto costituisce un graziosissimo pensiero in cui la principessa impaurita se ne fugge, mentre Boschini ne sottolinea l'effetto sorprendente per i visitatori.
ritengo che si possa mantenere comunque aperta l'ipotesi avanzata a suo tempo da Franca Zava Boccazzi che questo dipinto sia lo stesso descritto da Ridolfi qualche pagina prima nel convento della Basilica di San Zanipolo. Cito, nel capitolo dei padri medesimi eravi una tavola di San Giorgio Cavaliere che uccideva il drago, ma avvenne che ritornandosene il santo in Cappadocia vi lasciò la copia di se stesso, rimanendovi dell'autore alcune figurette nel frontispizio dell'altare. Questa strana battuta sul trasferimento dell'opera non dice nulla sul motivo per cui la tavola fu rimossa dall'altare e sostituita con una copia e alcune figurette. Le vicende del monastero domenicano potrebbero confermare l'identità del dipinto se si considera che una cappella situata nel chiostro interiore fu concessa nel 1566 alla nazione genovese, che proprio in quell'anno aveva fondato una confraternita dedicata a San Giorgio. Secondo l'accordo stipulato con il convento e grazie ai versamenti dei confratelli genovesi, sarebbe stato nuovamente decorato e dotato di una pala d'altare che doveva raffigurare San Giorgio, San Nicolò e San Domenico. Già nel 1579, però, i domenicani cessano di celebrare le messe a causa di continui ritardi nei pagamenti e nel 1640 riprendono possesso della cappella. Si può così supporre che nell'avvicinare Genova e Venezia sotto la protezione del santo, la committenza poneva l'accento sulla protezione di due repubbliche, la cui territorialità era fondata sull'acqua. Certo, si deve ammettere che il passaggio dalla cappella alla collezione Correr sarebbe avvenuto un po' presto, cioè circa 50 anni dopo la prima installazione. Ma casi simili non sono del tutto assenti nel contesto. Lo stesso Ridolfi, a proposito di un dipinto di Tintoretto inizialmente collocato nella Cappella Bonomi di San Francesco della Vigna, nota che passò nella collezione del procuratore Morosini dopo qualche anno, sostituito da un simil soggetto attribuito a Girolamo Galizzi da Santa Croce. Se si potesse proseguire in questa direzione, magari tramite ricerche sulle relazioni di Pietro Correr, si potrebbe accostare il dipinto di Londra anche la famosa pala con San Pietro Martire di Tiziano, mostrata anche ieri da Michel Hockman, che integra la presenza di una figura in fuga con il tema del duello, seguendo uno schema compositivo simile al dipinto di Londra. Per Vasari si trattava della composizione più celebrata dell'artista cadorino, in cui un lampo dal cielo dava lume al paese. Infine, andrebbe meglio collocata la portata di questa visione religiosa all'interno delle vicende complesse del convento di Santi Giovanni e Paolo, che fu luogo di forti contrasti politico-religiosi durante tutto il Cinquecento, come fulcro di tensioni riformatrici. In ogni caso il dipinto non lascia adito a dubbi. Sparito ogni riferimento all'Oriente come luogo dell'alterità geografica, viene evocato qui un paesaggio dominato dall'elemento acquatico. Il dipinto di Londra si configura come un capolavoro che chiude una serie di varianti che si erano susseguite in ambito veneto per 2 secoli, spostando il significato politico in una direzione utopica in cui l'intervento divino si imprime non solo sulla città, ma sulla natura nella sua interezza. Da terra di conquista ad arcipelago mediterraneo, il paesaggio tintorettiano sintetizza il senso complessivo delle vicende di San Giorgio nella direzione che Pallucchini, proprio con riferimento agli anni 60, ha descritto come nuovo senso panico della natura. Grazie. Grazie a Camilla Pietrabissa per questa nuova lettura del dipinto di Tintoretto, e quindi adesso passerei a Esther Brunet, che è degli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Padova e Verona, e che è anche per la Scuola Grande di San Rocco, e che ci parlerà del paesaggio della creazione nel ciclo tintorettiano per la Scuola della Trinità, possibili fonti e una lettura teologica. La Scuola della Trinità è uno degli ambienti, degli argomenti principe in questo convegno, per ovvi motivi. Sentiamo appunto lei. Ringrazio per l'invito e procedo. Per comprendere l'impianto teologico
espresso da Tintoretto nel ciclo da lui dipinto nella metà del XVI secolo per la sede della Scuola Veneziana della Trinità, occorre, io credo, partire da una figura chiave, quella di Andrea Lippomano, che è già stato citato ieri dal dottor Ragusa, che presiedette il priorato ufficialmente fino al 1546, ma diciamo ufficiosamente anche per molti anni in seguito, e dunque in piena attività quando il pittore realizzava le 5 tele del ciclo per la scuola, che del priorato era una sorta di, diciamo, declinazione, emanazione laicale. Proveniente da un'influente famiglia patrizia veneziana di chiaro e dichiarato orientamento papalista, Andrea Lippomano fu al tempo stesso profondamente impregnato di quelle genuine istanze di riforma cattolica provenienti dai fermenti degli anni 20 e 30 del Cinquecento, fiorite attorno alla fondazione di nuovi ordini e congregazioni religiose quali i Teatini, i Somaschi e i Gesuiti. Silvia Marchiori ha recentemente ricostruito le relazioni di Andrea con i grandi animatori della riforma cattolica a Venezia. Innanzitutto Gaetano Thiene, di cui era caro amico ed estimatore, nonché per alcuni anni suo vicino di casa, dato che il Thiene risiedette a partire dal 1420 in un'abitazione a 2 passi dal priorato, dove di lì a poco avrebbe dato vita all'ospedale degli incurabili. Andrea Lippomano entrò poi in rapporti con Girolamo Miani, che prestava servizio agli incurabili, e in seguito degli incurabili nel 1531, proprio dalle mani di Gaetano Thiene, ricevette la gestione. Nei primi anni 30 Miani frequentava certamente la Trinità, considerato che una delle poche lettere che ci rimangano di lui venne scritta proprio dal priorato. Corrobora il legame tra il Lippomano e il Miani il fatto che ad Andrea sia stata per lungo tempo attribuita la prima biografia del santo fondatore dei Somaschi e che Pietro, fratello di Andrea, negli anni in cui fu vescovo di Bergamo, abbia chiamato il Miani ad operare nella sua diocesi. Infine, Andrea Lippomano nel 1535 conobbe Ignazio di Loyola e ne divenne tra i più fedeli ed entusiasti sostenitori. Ignazio godette più volte della generosa ospitalità del priore, che si rivelò una delle figure chiave della promozione dei Gesuiti in città, facilitando il loro insediamento nella prospicente, la vedete qui, area di Santa Maria dell'Umiltà. Negli anni 40, inoltre, Andrea Lippomano decise di donare i seguaci di Ignazio al monastero di Santa Maria Maddalena di Padova, non temendo di scontrarsi duramente con il fratello Giovanni, il cui giovane figlio Pietro era stato da poco designato, all'età di soli 10 anni, erede delle prebende del priorato. Per tutta la vita Andrea non cessò mai di sostenere i Gesuiti, offrendo loro il massimo appoggio morale e materiale per consolidare la loro presenza a Venezia e nelle aree limitrofe. Insomma, come scrive Silvia Marchiori, apro la citazione, la scuola della Trinità non poteva non essere coinvolta nel fervore religioso e dalla spiritualità di questi uomini. Strettissime relazioni legavano il Lippomano con Carafa, Thiene, Miani, Ignazio di Loyola, il cardinal Paul e il vescovo Ghiberti, ovvero la crema della riforma cattolica del secondo e terzo decennio del Cinquecento. Univa a queste diverse sensibilità la comune aspirazione a forme di pietà e vita religiosa rinnovate, lontane certo da una concezione dicotomica, diciamo escludente di grazia e di opere, di matrice protestante, ma al tempo stesso sensibili a un ritorno a forme di sobrietà e di carità genuinamente evangeliche, veicolate dalla riscoperta, diciamo così, degli eventi della storia della salvezza come luogo di rivelazione della paternità e della misericordia di Dio, concezioni che, come vedremo a breve, il ciclo di Tintoretto riverbera. Più nello specifico, il tema della carità era centrale nell'azione di riforma di Andrea.
Ispirato alla spiritualità somasca e teatina, il puntuale memoriale che il priore redasse nel 1532 e affidò a Gian Pietro Carafa perché lo consegnasse direttamente nelle mani del Papa, vagheggiava una riforma degli ordini militari che ponesse al centro dei propri interessi proprio la carità. Secondo il priore, gli ordini militari avrebbero dovuto dedicarsi sempre più alla pratica operosa della carità, assieme alla lotta contro le eresie. E d'altra parte le due azioni erano concepite come un tutt'uno, essendo la sconfitta delle eresie intesa come un atto di amore, di carità, nei confronti della Madre Chiesa e di tutti i fratelli in Cristo che, cadendo nella tentazione ereticale, avrebbero perduto la salvezza. Alla teoria seguì la pratica. Nel 1535 Andrea, di nuovo contro la ferma opposizione del fratello Giovanni, decise di donare parte dei beni del priorato all'ospedale della Pietà perché vi erigesse un nuovo orfanatrofio. La centralità del tema della carità, perfettamente consona alla sede di una confraternita che trovava nell'assistenza al prossimo la sua stessa ragion d'essere, si rintraccia in radice nella scelta stessa di associare alla Trinità un ciclo di dipinti incentrati sulla creazione del mondo. Lo specifica la delibera con cui il 2 gennaio 1547 si registra il contratto con il pittore Francesco Torbido, autore dei 5 teleri con storie della Genesi, poco dopo sostituiti, come è noto, dal ciclo a firma di Tintoretto e De Vos. Per essere graditi a Dio, si legge nella delibera, i confratelli intendono glorificare la Trinità e farne la sua storia, ovvero, cito, la creazione del mondo. Fin dalle premesse all'elaborazione del programma iconografico, i confratelli esprimono dunque l'intenzione di raccontare l'azione trinitaria nel quadro dell'orizzonte biblico, secondo una sensibilità che essi condividono con il clima di riscoperta delle Sacre Scritture da parte delle avanguardie più avanzate della Riforma cattolica. Leggiamo ad esempio nelle Costituzioni di Santa Eufemia 1536 del neonato ordine dei frati minori cappuccini, la cui fondazione, come è noto, fu uno dei fattori di rinnovamento evangelico di maggiore importanza della Chiesa del Cinquecento. Ecco, qui leggiamo l'affermazione espressa con inedita forza e chiarezza che la predicazione dovesse abbandonare tanto le divagazioni culturali e filosofiche quanto le sottigliezze teologiche e morali per concentrarsi sull'unico e solo tema che davvero contasse. Cito: a esempio di Paolo Apostolo, predichino Cristo crocifisso, nel quale sono tutti gli tesori e la sapienza e scienza di Dio. Fine della citazione. La parola dell'annunciatore doveva dunque essere biblico-evangelica, centrata sulla storia della salvezza, l'evento fondante della Pasqua redentrice di Cristo, della sua morte e resurrezione, era scaturigine di una rilettura complessiva delle Sacre Scritture in chiave radicalmente cristologica che recuperasse con nuovo vigore l'antica lezione dell'esegesi patristica d'impianto tipologico, cioè scene, eventi, personaggi dell'Antico Testamento riletti in chiave cristologica, Cristo come antitipo dei tipi veterotestamentari. A questo riguardo gli spunti certamente non mancavano ai committenti. Infatti Luigi Lippomano, che era fratello germano di Andrea, vescovo di Verona all'epoca del coinvolgimento di Tintoretto nella realizzazione del ciclo della Trinità, pochi anni prima, nel 1546, aveva dato alle stampe una catena in Genesim, un corposissimo volume di commenti al libro di Genesi tratti per la maggior parte dagli scritti dei padri della Chiesa, latina e greca, con anche la riscoperta di padri non molto noti. Quindi insomma un testo molto erudito e ricco di più di 60 citazioni patristiche e anche di commentatori e teologi più recenti. Va anche ricordato che un anno prima Luigi aveva pubblicato un altro volume di commento al Credo, al Padre Nostro e, cito dal titolo, ai 2 precetti della carità, dedicando a questa virtù, nelle sue 2 declinazioni di Amor Dei, amore di Dio, e Amor Proximi, amore per il prossimo, un ampio sviluppo.
La carità e la creazione del mondo, carità e creazione del mondo, sono esattamente i due cardini su cui si impernia il racconto in immagini del Dio Trinità voluto dai confratelli della scuola. Se Dio è carità, Deus caritas est, ovvero scambio d'amore continuo che lega le tre persone della Trinità e le rende unità, questo stesso amore intratrinitario, che ne costituisce e al tempo stesso ne rivela l'essenza, si riversa nella creazione. Secondo una lettura creazionale già d'impianto scotista, Dio infatti crea non per necessità, ma per amore. E di nuovo non per necessità, ma per amore, amore agapico, salverà l'uomo incarnandosi. La creazione del mondo è dunque l'evento che rivela al massimo grado la carità di Dio, portata a sublime compimento nell'incarnazione, dunque nella redenzione. Dio agisce creando e ricreando, cioè redimendo il mondo, spinto solo dal suo amore, per, uso un termine utilizzato nelle Costituzioni cappuccine molto bello e suggestivo, per redundanza d'amore. La terminologia utilizzata nella delibera è essa stessa evocativa di questo orizzonte biblico, teologico e cristologico. Qui infatti si parla dei teleri da collocare in scuola come di un, cito, adornamento del tabernaculo, laddove tabernaculum ha un significato eminentemente biblico di dimora di Dio, casa di Dio. Il termine venne infatti utilizzato da Girolamo per indicare nella Vulgata la tenda del convegno, nella quale nel deserto Dio si manifestava in forma di nube luminosa. In questo orizzonte la sede della confraternita si fa tabernacolo, non solo perché narra gli eventi biblici che testimoniano l'amore e la misericordia del Signore, dalla creazione del mondo, come vedremo, alla giustizia senza vendetta comminata da Dio a Caino, ma anche perché qui la scuola attendeva le sue iniziative caritative. Si voleva in questo modo portare ad evidenza il nesso tra la redundanza d'amore, per usare quella definizione delle Costituzioni, della Trinità divina, e la redundanza d'amore del cristiano che, inebriato di divina carità, era chiamato a fare della sua vita un Vangelo vivente, dimostrandolo nel suo operoso servizio verso il prossimo. Questo impianto teologico riecheggia potentemente fin dalla prima tela del ciclo tintorettiano, dove Dio irrompe da destra verso sinistra non solo creando gli animali, ma mettendoli letteralmente in moto. Come è già stato notato da più di uno studioso, questo movimento è l'elemento di maggiore originalità del dipinto, che lo distingue da eminenti modelli più o meno recenti. Si va dalla cupolina della Genesi di San Marco fino a Raffaello nelle logge vaticane. Come spiega Luigi Lippomano nella sua digressione sulla carità, l'uomo è messo nelle condizioni di amare solo perché preceduto nell'amore da Dio. È il Padre che precede, che anticipa l'uomo nella carità. È Lui che ama e amando crea il mondo mediante un dinamismo vitale che comunica la materia. Ed è Lui che di nuovo, per amore, ricrea il mondo, lo redime, andando oltre l'atto creativo, ovvero assumendo quella stessa carne che Lui aveva creato. L'uomo a questo sommo atto d'amore può solo corrispondere. All'amore gratuito di Dio risponde con gratitudine, imparando ad amare a sua volta e riversando questo amore nei confronti del prossimo. Insomma, la dinamica agapica della Trinità è un moto al luogo di Dio, perfettamente tradotta in immagine da Tintoretto, che dispone il creatore in movimento e con lui il creato che egli stesso ha posto in essere. Il paesaggio partecipa di questo moto al luogo, entra in questa dinamica amorosa. La pericoresi, che è questo termine tecnico con cui la teologia individua il movimento appunto circolare di compenetrazione reciproca delle tre persone divine, questa pericoresi agapica diventa movimento ad extra, cioè Dio esce da se stesso, con cui Dio appunto esce da sé e dà vita al mondo che di questo amore gioiosamente prende parte.
Interessante a questo proposito il confronto con l'Annunciazione della Scuola Grande di San Rocco. Anche qui infatti il movimento è cifra dell'intima natura agapica della Trinità. L'incarnazione del Figlio è risolta infatti con un inedito e per certi versi sorprendente turbine di angioletti che attraverso una finestra rettangolare posta al di sopra della porta principale irrompe nella stanza di Maria. La direzione della colomba e lo stormo angelico orientano dinamicamente l'azione in maniera inequivocabile da un fuori verso un dentro, da un alto verso un basso. Questo movimento rifranto, moltiplicato nell'effetto stroboscopico dei putti, ricorda al tempo stesso potenziandola l'antica iconografia medievale del bambino Gesù che cala dal cielo verso Maria. Qui avete due esempi veneti, ma è, scusate l'orribile immagine che ho fatto io in controluce, ma è la stessa iconografia che Tintoretto non poteva non conoscere, visto che una di queste annunciazioni con bambino volante era presente nella vicina chiesa dei Carmini, dove peraltro lui, l'abbiamo visto ieri, aveva lavorato nei primi anni 40 del Cinquecento. Nella versione aggiornata e, passatemi il termine, cinematografica di Tintoretto, i molti angioletti scompongono in frames fotografici il volo del bambino, restituendo con maggiore impatto drammatico e dinamico l'idea di incarnazione come appunto un movimento del logos. In un bel saggio di qualche anno fa, Francesco Trentini ha dimostrato che l'iconografia del bambino, proveniente dal cielo, lungi dall'essere eterodossa, era l'espediente simbolico con cui l'arte espresse, attraverso la nudità e il movimento discendente, l'incarnazione come atto libero e amoroso di Dio nei confronti dell'uomo. Il Verbo, infatti, spogliandosi completamente di qualsiasi attributo divino fattosi piccolo per i piccoli, scende sulla terra mosso unicamente da uno slancio d'amore, che i pittori in taluni casi non esitarono a rendere con la figura apparentemente comica, la vedete lì, del bambino impicchiata, no? Che sembra proprio tuffarsi. In realtà un richiamo all'immagine archetipica del tuffatore evocante, come spiega bene Francesco Trentini, con straordinaria efficacia simbolica, il passaggio tra due mondi. Potremmo allora riassumere così: la creazione della Trinità, la prima creazione, e l'incarnazione di San Rocco, la seconda creazione, cioè l'inizio della redenzione del mondo, sono due slanci d'amore. La concezione di carità che muove l'azione dei confratelli, tanto alla Trinità quanto a San Rocco, è che essa è innanzitutto incontro con un Dio preveniente che viene prima, che si muove per primo e tutto anticipa e pone in essere con il suo amore. Il paesaggio della tela della creazione degli animali ha perciò una valenza assolutamente positiva. L'impressione che qui Tintoretto non voglia dissolvere la potenza comunicativa della tela in una miriade di possibili letture simboliche di ciascun elemento faunistico in gioco, ma che voglia piuttosto evocare con una potente sintesi visiva l'eccedenza dell'amore di Dio, quella redundanza d'amore che si traduce nell'esuberante varietà e nell'incontenibile vitalismo del creato. Il discorso si articola poi nei teleri successivi. Non mi soffermo sulla creazione di Eva, recentemente riconosciuta dal professor Krischel in un dipinto del Museum am Herrenberg in Germania, pochissimi anni fa, un paio di anni fa, né mi soffermo sulla proibizione del pomo degli Uffizi. Entrambi questi dipinti hanno subito pesanti reintegrazioni e anche decurtamenti nel corso del tempo. Mi soffermo invece qualche minuto sulle due tele in cui il paesaggio torna ad essere protagonista. Innanzitutto la tentazione dei progenitori, ora alle gallerie dell'Accademia. Adamo sta per ricevere la mela che Eva gli porge sullo sfondo di uno spazio aperto di paesaggio incontaminato e primordiale. L'aspetto dei progenitori denuncia la loro condizione creaturale.
La pelle di Adamo, più scura di quella di Eva, è certo abbronzata dal sole, ma prima ancora in origine è pelle di terra, visto che Adamo de terra sumptus est, come puntualmente ricorda la catena in Genesi dell'Ipomano con una ricca serie di glosse. Dio ha plasmato l'Adamà, termine in ebraico che significa terra, e da Adamà è uscito Adamo, quindi Adamo è il terroso, è il terrestre. La pelle più scura rammenta appunto la sua origine terranea. Come la condizione creaturale di Adamo è significata dal colore brunito della pelle, quella di Eva è espressa dai ramoscelli di olivo che le coprono il pube. Secondo Basilio, citato nella catena, l'olivo è simbolo della fecondità della terra, natura procreante, si legge nel testo dell'Ipomano. Eva, il cui nome significa, lo ricordo, madre di tutti i viventi, come in Genesi 3, è qui presentata feconda e ubertosa come il giardino che la ospita. In questa ambientazione naturale colpisce allora, per contrasto, la presenza di un unico elemento artificiale, ovvero le due pedane costituite da pietre squadrate su cui siedono i progenitori. Quella di Adamo in particolare è l'esito di una sorta di progressione che dalla roccia naturale a sinistra si trasforma in basamento costruito dall'uomo. Un passaggio graduale ma ineluttabile dalla natura alla cultura, potremmo dire così, che sta ad anticipare il destino dell'uomo dopo il peccato, costretto a passare dal godimento spontaneo del creato al duro lavoro. Ma la forma della struttura, più precisamente, riecheggia già quella che si ritrova nel telero successivo, ara sacrificale su cui Abele soccombe sotto i colpi di Caino. Si tratta dell'altare del sacrificio su cui si consuma il fratricidio, secondo Agostino, non a caso citato nella catena dell'Ipomano, prefigurazione della morte di Cristo. Dice così Agostino, l'uno nel campo, l'altro sul Calvario. Tintoretto in questo modo suggerisce di leggere assieme Adamo e Abele, come tipi cristologici che anticipano l'iniziativa salvifica del Figlio di Dio. Cristo infatti è antitipo, ovvero compimento, dell'uno e dell'altro. Incarnandosi, il Figlio si fa nuovo Adamo per sanare la disobbedienza del primo e morendo sulla croce per mano del suo popolo, come Abele per mano di suo fratello, dice Agostino, il nuovo Adamo porta a compimento la sua missione redentrice. Di nuovo significativo è a questo proposito il confronto con la tentazione dei progenitori della Scuola Grande di San Rocco. Qui Tintoretto, più verosimilmente i suoi suggeritori, inseriscono un elemento di raffinatissima grana teologica per innescare questa stessa dinamica di esegesi figurale, tipologica. Notiamo infatti che a sinistra della figura di Adamo spunta anche in questo caso un manufatto, qualcosa di non naturale, di creato dall'uomo, o di creato, diciamo, da mani, ovvero un lembo di pelliccia. È un richiamo a quelle tuniche di pelli, tunicas pelliceas, che il creatore donerà ad Adamo ed Eva per coprirsi dopo il peccato. Anche questo, se ci facciamo caso, è un dettaglio anacronistico, prolettico, esattamente come i gradoni di pietre squadrate del peccato dei progenitori della Trinità. A San Rocco, Tintoretto cita il cupolino della Genesi del Nartece Marciano, dove la vicenda di Eva, come da felice intuizione di Andrea Gallo, è già letta alla luce del Vangelo e delle prerogative di Maria della Vergine. Dopo il giudizio, lo vedete, Eva viene vestita dal Signore con una corta tunichetta. Indossa la pelle rovesciata di un animale. Le frange scendono dai bordi a rivelare che la pelliccia è indossata internamente, mentre esternamente è visibile la pelle conciata. Eva, insomma, indossa una pelliccia al contrario del verso in cui il vello copre il corpo di un animale. È un invito
raffinatissimo, a leggere la stessa Eva al contrario, letteralmente convertendo, e d'altra parte convertere in latino vuol dire cambiare direzione, al suo stesso nome, ovvero a passare da Eva, leggetelo al contrario, Ave. Il saluto angelico rivolto alla piena di grazia. Si tratta di una geniale traduzione in immagine del gioco anagrammatico che era diffusissimo nel Medioevo, Ave Eva. Molto frequente nella Mariologia medievale, per cui cito Giovanni di Garlandia, Eva mundum deformavit, Ave mundum reformavit. Eva ha deformato il mondo, Ave lo ha riformato. Vado a conclusione. Tintoretto a San Rocco riprende la stessa lettura tipologica di Eva, così sottilmente allusa a San Marco. Anche qui è ostentata la pelliccia rovesciata, così da alludere all'avvento di un nuovo Adamo, redentore, e di una nuova Eva corredentrice, Maria, che con la loro obbedienza e la loro carità, appunto, convertiranno l'umanità, togliendo il peccato del mondo. Un'ultima nota finale sul Caino Abele della Trinità. Il paesaggio naturale di questo dipinto, posto a conclusione della serie, ospita la figuretta di Caino, già anche in questo caso proletticamente descritto come viandante, ramingo e fuggiasco sulla terra, si legge in Genesi 4,14. Non è scontato trovare l'inserimento di questo passaggio narrativo nei dipinti che illustrano questo episodio biblico. Ad esempio, ecco scusate, qui lo vedete, avevo sottolineato il dettaglio. Ecco, ad esempio, nel Caino Abele di Tiziano, Ora la salute, il pittore si concentra tutto sul dramma del fratricidio. E così avevano fatto anche Andrea Schiavone, e se è di Andrea Schiavone questo dipinto, e Pordenone, per quanto possiamo desumere dalle copie del suo perduto affresco nel chiostro di Santo Stefano a Venezia. Confrontando la tela di Tintoretto alla Trinità con l'incisione che ne fece Andrea Zucchi, appare chiaro che il dipinto è stato decurtato di qualche centimetro sulla destra, col risultato di estromettere la figura del Padre Eterno, che vedete molto bene appunto nella stampa di Zucchi, che si librava in cielo sopra Caino. Ora, la scena non rappresenta, come è stato scritto, la fuga di Caino dalla scena del delitto, il quale sta invece camminando, certo, ad ampie falcate, ma non mi pare stia scappando scompostamente. Né tantomeno assistiamo al suo inseguimento, come è stato scritto, da parte di Dio, che al contrario pare accompagnarlo a braccia aperte nella postura tradizionale appunto della custodia, no? Della protezione con le braccia aperte. Caino si mette in viaggio dopo aver ricevuto d'altra parte la promessa di protezione da parte di Dio. Certo Dio lo condanna, ma al tempo stesso lo marchia con un segno per custodirlo, per tutelarlo, ponendo un argine alla legge del taglione che ne avrebbe decretato certamente la morte. Dio applica perciò una giustizia misericordiosa, non rinunciando al suo piano salvifico anche di fronte alle storture conseguenti al peccato originale e rimarcando così il primato soverchiante della misericordia e del perdono rispetto alla condanna. Per chi entrava nella scuola, il Caino posto a conclusione dell'intero ciclo della Trinità era esempio estremo della misericordia divina, di quella redundanza d'amore che non abbandonava il peccatore nella sua disperazione, ma lo accompagnava in un sempre possibile cammino di salvezza. Grazie. Grazie per questa interessantissima lettura del ciclo della carità. Vedo che siamo stati tutti bravissimi e inviterei i relatori di questa mattina a venire qui. È sbagliato, credo, un cartello. Io da qui leggo Ghedini, non so dall'altra parte. Ecco, che invece è De Fuccia, credo.
e li inviterei a venire qui è stato tanto di quel materiale oggi che penso che il dibattito sia vivace. Chi manca? Ah, arriva. Grazie a tutte, non solo per il rigore nel tempo, ma soprattutto per quello che ci hanno portato di nuovo su Tintoretto. In attesa che Roland Krischel, dove ho messo qui? Sei stata, tu saresti qui, ma non importa. Stai. Vedono che non sei Krischel. Inviterei questo pubblico così numeroso, così attento, a fare delle domande su dubbi, su chiarimenti, eccetera, dei 4 temi che abbiamo affrontato questa mattina. Se come al solito devo essere io a rompere il ghiaccio, però prima l'avevo per Krisce. Cioè mi sembra che il problema della committenza, a parte il suo, resti un po' sotto traccia in questi interventi. Roland, sei qui. Vieni pure al posto. Ecco, bravo. Metodico come tutti i tedeschi, siedi. E allora dicevo, apro con una domanda, non per ciascuno, ma quasi di voi. Dicevo che mi sembra che dietro ogni quadro c'è un committente, no? E bisogna capirlo anche attraverso quello che fa dire al pittore, cioè quanto c'è del pittore e quanto c'è del committente è un siamo sempre borderline, però per quanto sia lasciato libero di creare un artista, è condizionato da chi gli fa il quadro. Allora, comincerei da Krischel, cioè tu pensi che alla fine sia l'Aretino, no? Sì, penso Però di sì. scusami, finisco la domanda. Vorrei capire, forse anche molti di voi, il rapporto che tu instauri tra provveditori ai beni inculti e il significato del quadro. E, e appunto tu la leggi come un quadro per la terraferma, in certo senso, però poi lo collochi in Palazzo Bollani dall'Aretino, allora non c'è un po' di contraddizione? Penso di no, perché non penso che è un quadro per la terraferma, ma un quadro sulla terraferma. Mostra la terraferma, ma non è fatto per la terraferma. Ecco. E penso che c'è la possibilità che questo quadro fa riflessione di un processo economico, politico, e che fa allusione all'istituzione di questo magistrato nuovo che all'inizio non consisteva di 3 magistrati, ma di 2. E penso che forse è una proposizione, una proposta, Certo. che forse Tintoretto fa confronto fra questi 2 magistrati alle acque e i 2 vecchi della Bibbia. Tutti e 4 sono eletti per un anno. E i magistrati delle acque devono vedere i luoghi dove si può fare l'agricoltura. E i 2 vecchi
vedono una donna nuda, feconda, e penso che c'è una possibilità che Tintoretto fa un confronto fra due gesti di appropriazione, cioè il conquesto di una donna, fra parentesi, e la colonizzazione della terraferma. Questo è un'ipotesi, evidentemente. E non penso che Aretino ha commissionato questo dipinto, non ha saputo niente di questo dipinto fino al momento che lui ha ricevuto il regalo. Se tutto questo è vero, non lo sappiamo. Ma è una bella storia. Ma se non è vero è ben trovato. È ben penso. trovato. Sì, no, per concludere la domanda a te, appunto, non mi vedo l'Aretino che si interessa ai provveditori, cioè un veneziano che può avere questa sensibilità. Quindi se va imputato a Tintoretto e non all'Aretino. Va bene, ma su questo tema, cioè, facciamo un po' alla volta i vari interventi. Su questo tema di Krischel ci sono domande? Martina? Sì, allora in effetti è una ipotesi molto affascinante. Volevo chiedere a proposito, cioè se sarebbe possibile bilanciare questa estrema attualità, no? Cioè legare con una magistratura nuova. Sì, non si potrebbe legare anche un filone che si è instaurato già un po' prima e penso per esempio a Bonifacio De Pitati e Pulone, che fa questa interpretazione, no? Mi riferisco al saggio di Philippe Cottrell per esempio, questa opposizione tra, cioè di vedere nella vita di campagna un luogo di vizio potenziale e non soltanto questa insomma tradizionale opposizione città, campagna come loco o amenus. Penso che questa è una bellissima idea per due ragioni. L'una è che Tintoretto probabilmente è passato fra lo studio di Bonifacio De Pitati, forse insieme con Galizzi e Pares Bodon. E la seconda ragione è che siamo nel discorso sul quadro da Portico, come l'ha descritto Monica Schmitter, e dove il soggetto del Rico e Pulone è un soggetto standard per il Portico. Ma penso che il dipinto del Tintoretto in confronto con quello del citato del Pitati sta sempre una provocazione inesplicabile. E ci pose la domanda, ma dove, in quale portico si può immaginare un tal dipinto irreverente? E non ci sono molti luoghi, penso, a Venezia. E Capulani ne sarebbe la prima a venire alla mente, no? Stare in una camera da letto, pensando proprio alla tematica esplicitamente erotica, insomma. Sì, ma con 3 metri e con il formato CinemaScope si avvicina tantissimo a un quadro da portico e si vede che di punto di vista della costruzione prospettica è un laterale. Vuole essere vedere da primo di
Sì, ecco. Mm. Tom Nichols. Posso fare una domanda in inglese? Roland, is this, it's not a painting by Domenico, it's not a workshop painting of the 1580s, Yeah. because we have elements of both the Vienna painting, we have elements of the Parigi painting, the Paris painting. I wondered if some of these motifs weren't being recycled in the workshop in a later period, rather than this being a work from the 1540s, Yeah. as you said. Yeah, it's a good and important question, of course. È una domanda importantissima. Si deve verificare evidentemente se questo non è il caso, che si tratta di un dipinto più tardi, di un pasticcio di dipinti di Susanna che conosciamo da molto tempo, la Susanna del Louvre a Parigi e la Susanna di Vienna. Mi ho chiesto questa cosa, ma penso che i colleghi che hanno visto questo dipinto prima di me e che hanno scritto expertise su questo dipinto, Mauro Lucco e Peter Humphrey, hanno visto le cose giustamente. Non ho potuto che confermare e fare qualche addendum alla datazione del dipinto. Mauro Lucco, se mi ricordo bene, pensava agli anni 48-49, forse dopo il miracolo dello schiavo. E lui, Mauro Lucco, che ha trovato il disegno a Washington, che è stato pubblicato da John Marciari senza che aveva visto il quadro. E già questo disegno ci dà un appunto, perché è evidentemente autografo e mostra il lavoro che era dentro questo dipinto. Poi e Peter Humphrey che ha visto che il tessuto che dà il posto a Susanna stessa riappare nel miracolo dello schiavo. È lo stesso tessuto che forse Tintoretto aveva a casa, non sappiamo. E poi sono io che ho trovato che il muro del giardino richiama fortemente il soffitto del refettorio di San Salvador. E tenuto conto della prontezza, della prestezza famosa del Tintoretto, non si può immaginare una reazione dopo decenni. Questo soffitto è stato dipinto nell'estate del 1545 da Fermo Ghisoni, e Tintoretto ha dovuto reagire subito. Non farebbe senso di reagire 2, 3, 4 decenni dopo. Poi non penso che può essere un lavoro dell'atelier, perché è molto troppo ambizioso. È ambizioso e provocante. È spiritoso anche, è troppo spiritoso per un collaboratore, e si deve anche tenere conto del fatto che a questo momento che abbiamo ricostruito con questo tessuto, con il decoro di rete, con il riferimento al soffitto di San Salvador, in questo momento non c'era una bottega. C'era forse un collaboratore, Galizzi, e Tintoretto veniva di fare si era trasferito da Campo San Cassan alla Madonna del Loto
per dipingere in grande formato. E questo è un dipinto che ha della wall power, come direbbero i mercanti d'arte. E questo è quello che aveva voluto. Forse era il primo dipinto fatto nel nuovo studio presso la Madonna dell'Orto. Cioè dobbiamo rovesciare le cose. Non sono le Susanne di Parigi e di Vienna prima di questo dipinto, ma questo dipinto è prima delle Susanne di Vienna e di Parigi. Cioè c'è una genealogia con il piccolo dipinto che oscilla fra una Psiche e una Susanna, poi abbiamo questo dipinto e poi abbiamo i rami dell'albero che vanno in direzioni diverse. Ci sono tante Susanne del Tintoretto, anche in collezione Kistas per esempio a Kreuzlingen, una Susanna pubblicata da Rodolfo Pallochini. Tutti questi, di una maniera o di un'altra, vengono da queste esperienze giovanili, penso. Questo è una risposta fantastico. Grazie. Grazie a te. Senti, non oso chiederti la domanda che molti si stanno facendo, se dov'è il dipinto, però è destinato a essere visibile prima o poi è sul mercato, oppure è un collezionista che se lo tiene religiosamente nascosto? L'ultimo è il caso. È in proprietà privata. Abbiamo avuto la possibilità... Ma in quale almeno paese del mondo? Puoi dirlo? diciamo nell'Europa. Va bene. Old Europe. Nella vecchia Europa. E abbiamo avuto la possibilità di mostrare questo dipinto recentemente, l'anno scorso, nella nostra mostra su Susanna I Vecchioni che abbiamo fatto. Quindi lo fa vedere. Sì. Bene. E l'abbiamo mostrato in questa mostra accanto alla Susanna di Jacob Jordans di Copenaghen, Sì. che cita la Susanna di Vienna. Era un confronto affascinante. Ci sono altre domande su questo dipinto? No, allora faccio una domanda a Laura. Tu hai tenuto un po' sottotono la committenza, però è notissima, è stata ben indagata. Ho una domanda proprio specifica. Tu hai mostrato la prospettiva sul rovescio. Ma non pensi che sia in previsione invece del successivo di Brera? Perché riporta... Sì, in realtà tutta la tela a rovescio, che è stata quindi distaccata, presenta più figure che sono in relazione al ciclo, ma la cui relazione è un po' complessa, non è chiaro quale fosse veramente il motivo di questi schizzi. Quindi potrebbe in effetti, visto quanto è simile all'altro dipinto che in effetti ho messo apposta vicino, essere una tela da cui lui poi si è servito per uno schizzo di cui si è servito per creare un'altra tela del ciclo. A parte questo, e per questo l'ho solo mostrata perché era comunque interessante il fatto che ci fosse questa idea di un'architettura per quanto e che legasse almeno in maniera indiretta questo telero agli altri, perché per altri motivi se no sembra abbastanza incoerente come struttura compositiva, quindi l'unico filo conduttore è un filo un po' indiretto che non ci dà forse molte informazioni, ma come ho detto prima è vero che non abbiamo poi molti documenti precisi sul programma iconografico per esempio, quindi poteva essere un elemento importante da citare per spiegare un po' la genesi del dipinto. Ci sono domande eccola. Grazie. Una domanda velocissima per il dottor Krischel, ma si sa quale fosse la sede dei provveditori e beni inculti? Perché da come io sono proprio neofita assolutamente, ma mi è sembrato quasi un quadro propagandistico per fare pubblicità a
appunto alla nuova cultura della terra, il fatto che i veneziani si dovessero occupare di terra invece che di mare. Certamente non è un quadro per un ufficio pubblico a Piazza San Marco. Questo è impossibile, troppo osé, come dice Stefano Amazon. Altre domande? Sì? Parli nel microfono, scusi. Il rapporto di Tintoretto giovane con Pietro Aretino, ormai non più giovane, e che morirà nel 1954, e poi Tintoretto che ci mette l'Aretino, bello bello, più bello di quello del Tiziano, come lui voleva, dentro alla crocifissione di San Rocco. Ecco, È il monumento equestre che l'Aretino non ha mai avuto su una piazza a Venezia, ma è un monumento equestre dipinto nella crocifissione. A destra sì, penso di sì. Forse c'è anche Marcolini in basso. Altro? E allora faccio una domanda a Camilla Pietrabissa. Lei ha parlato molto di questo concetto di territorialità, mi sembra anche molto, molto giusto. Però allora mi chiedo, nella sua ipotesi finale sulla prima collocazione dell'eventuale possibile di questa paletta nella scuola dei Genovesi, e lì cosa c'entrava la territorialità? Allora, appunto, come penso ci fosse un tentativo con tutte le comunità in generale, diciamo che si ritrovavano a Venezia, di trovare dei santi comuni anche. Quindi questo è un aspetto secondo me importante per San Giorgio, e non era solo la nazione genovese ma anche una confraternita fondata apposta a Venezia e intitolata a San Giorgio. Quindi questo è un caso particolare. La cappella dove eventualmente poteva succedere questo incontro doveva essere stata, era prima, diciamo, tradizionalmente una cappella dedicata a San Nicolò, che quindi poi veniva eventualmente trasmutata a San Giorgio. Quindi secondo me sono due i temi che sarebbero da indagare, su cui spero un po' di poter lavorare. Uno, questa idea dell'insieme di questi santi, l'ha mostrato anche Laura De Fuccia, mi ha fatto riflettere, no? San Marco, San Giorgio, San Nicola, e anche in questo caso abbiamo questa sorta di nuovo insieme di questi santi, e potevano esserci forse in rapporto diverso, se questo fosse il caso di questa paletta, questi tre santi, San Domenico, San Nicolò e San Giorgio, quindi piccoli pari. Infatti Ridolfi parla di figurette di santi. Quindi questo è un aspetto. Sull'aspetto invece dell'ambiente, diciamo, acquatico, per come l'ho descritto, proprio penso che questo servisse a fondare la territorialità di due repubbliche commercianti sul mare, cercando di spostare appunto la conflittualità sul Mediterraneo orientale su un aspetto più, io l'ho chiamato utopico, nel senso che ovviamente non c'è geografia nel senso specifico del termine, ma l'idea di una territorialità sì fondata sul mare, sulle isole, sull'arcipelago, sul rapporto di una città-fortezza con il mare aperto, questo sì. Dare un suggerimento anche possibile di lettura, perché effettivamente questa continuità, se così ci fu, tra San Nicola, San Nicolò e San Giorgio, è interessante se riletta alla luce anche diciamo dei miti e delle leggende, no, legate, veniva citato prima appunto Telero di Paris Bordon, che ricorda appunto di Palma, ecco, perché lì c'è anche, secondo me, una declinazione, una lettura topologica di Venezia, perché c'è
Nicola, il più potente, il Poseidone cristiano viene chiamato, no? Il più potente protettore dei mari, che stava alle bocche di porto del Lido con la sua reliquia, o così dicevano i veneziani, no? Contro i baresi. San Giorgio, che con la sua reliquia, o con le sue 2 reliquie, come posso dire, proteggeva il monastero. Dall'altra parte di bacino San Marco, quindi si creava proprio questo triangolo topografico e topologico di protezione delle navi che entravano e uscivano dalla laguna attraverso questi 3 santi dei mari. Secondo me è molto interessante che da San Nicola si passi a San Giorgio, se così è stato. In effetti non ci ho ancora lavorato in quel senso, perché è una cosa che mi è venuta in mente in questi giorni ascoltandovi, però effettivamente è una pista da seguire assolutamente. Ecco, cosa servono i convegni a scambiare? No, Esther, io sì, ho seguito con grandissimo interesse questa lettura teologica. Mi chiedo, la carità vera e propria, come la intendevano in questi teleri? Ma allora, qui c'è una lettura, come posso dire, teologica, fondamentalmente teologica della carità, che poi si praticava concretamente negli ambienti e, diciamo, ovviamente animava la mission, potremmo dire così, delle scuole, come in tutte le scuole. Sì. Ma è una tematica che io ho rilevato fortissima, fortemente presente in tutta la letteratura spirituale e devozionale, soprattutto degli anni centrali e della seconda metà del Cinquecento. C'è proprio mi ero un po' dedicata alla disamina proprio di questa letteratura devozionale che ha che veramente il cui fulcro è proprio, uno dei fulcri è proprio il tema della carità. Sempre in ottica, se vogliamo, antiprotestante o comunque, diciamo, alternativa, no, di riforma cattolica, che non vede la carità le opere, diciamo, in rapporto dicotomico rispetto alla grazia, quindi autoescludente, ma che rileva in questo amore previo di Dio, quindi in questa grazia, la come posso dire, capacità di amare a sua volta da parte dell'uomo, cioè grazia e opere non sono messe in rapporto contrastivo, no? L'una esclude l'altra, così come veniva intesa, sbagliando, la teologia di Lutero, semplificandone ovviamente la complessità. Ma si riteneva la grazia, come posso dire, luogo previo di azione di Dio a cui l'uomo rispondeva grato, quindi il gratis della grazia, la gratitudine dell'uomo, imparando ad amare a sua volta ed esplicitando, perché lo dicono sempre le fonti, la fede senza opere è morta, esplicitando questa grazia percepita e ricevuta nell'amore nei confronti del prossimo. Quindi, secondo me, si parte dalla Bibbia, si rilegge attraverso il filtro della carità tutta la storia della salvezza per giustificare biblicamente l'azione, diciamo, di sostegno gratuito del prossimo attraverso le opere concrete, diciamo, di queste, Sì, ma scuole. iconograficamente dove lo vedi soprattutto? Beh, io lo vedo soprattutto in quel movimento di Dio. Cioè, Assolutamente, cioè come esattamente, moto al luogo. cioè è proprio la dinamica agapica e amorosa della carità, che proprio questo circolo d'amore intratrinitario che, come dicono le fonti che ho citato, esce ad extra e si riversa nella carità. È sempre un movimento, è proprio un movimento circolare poi che si riversa nella creazione. Ci sono altri quesiti? Sì. Sono ancora occupata dalla Susanna e mi chiedo, non so se lei forse l'ha detto, che la Susanna forse è stata rappresentata come cortigiana, che sarebbe ancora un argomento per la committenza di Pietro Aretino, perché le calze sono rosse, non so se veramente le cortigiane o le donne oneste hanno portato le calze rosse, sono da Theodor Fontane, il Stechlin, nel Novecento, e poi anche la stoffa sotto la Susanna che dopo nel miracolo dello schiavo è stato portato da un orientale, e si sa che le cortigiane hanno portato queste stoffe molto fluenti e non così attaccato al corpo come le europee.
È apparso recentemente sul mercato d'arte un dipinto olandese di una cortigiana che alza i vestimenti per mostrare calze rosse. Questo è una possibilità, si potrebbe fare speculazioni su una eventuale identità di Nanna e Susanna, anche il fatto che forse il Tintoretto richiama la decorazione fatta da Giorgio Vasari per la rappresentazione dell'Atalanta va in questa direzione, poiché l'Atalanta è una cortigiana romana, ma non mi ho voluto avventurare in questa direzione. Mi sembra territorio sì, pericoloso. Altro ancora? Sì? Buongiorno, la mia domanda riguardava il secondo intervento di questa mattina, in particolare la figura di Tommaso Rangone, che vediamo come committente di Tintoretto. Siccome lo troviamo raffigurato all'interno del Miracolo dello schiavo liberato, sempre appunto dipinto da Tintoretto, mi chiedevo se ci fosse un riferimento proprio particolare alla figura di Tommaso anche nella commissione che abbiamo trattato questa mattina del San Marco che salva un saraceno durante il naufragio. Ecco, questa era una curiosità. Sì, forse l'ho detto troppo rapidamente, ma è uno dei personaggi in primo piano sulla barca dei veneziani, quindi è quello che ha la posizione più importante, che sta cercando di salvare il saraceno che ha un turbante, e è l'unico che ha quindi quasi un gesto molto esplicito per salvare uno dei saraceni che però non sarà salvato perché lui non si era pentito, ma comunque ci prova. Dunque la sua figura è rappresentata, è ben visibile anche in questo telero, ed era un altro di quei personaggi che doveva essere eliminato in teoria e che poi alla fine resterà nella composizione finale, perché come sappiamo Tintoretto riuscirà a schivare l'inghippo e riuscirà a evitare di cancellare queste figure un po' di riferimento al committente. Quindi sì, è presente, molto presente in primo piano. Grazie mille. Quindi la barca in primo piano è quella proprio dei veneziani. Sì. Ancora? Sì? Buongiorno, io avevo una domanda che comprende sia la carità di cui si è parlato nell'ultimo intervento, sia il tema del San Giorgio di Londra. Come è stato possibile vedere da quella figura celeste che è stata ritagliata, cancellata nella tela di Caino e Abele, che in qualche modo spingeva con un moto di amore Caino a allontanarsi dandogli comunque una grazia misericordiosa? Questo tipo di grazia può essere vista anche nella tela del San Giorgio, da questa luce divina che appunto spinge, diciamo, con un moto di grazia la principessa verso una nuova fede? È una lettura possibile? Prima tu, poi lei. Mi sembra, adesso non vorrei dire cose, ma mi sembra che fosse proprio stato detto anche durante la relazione, no? Che ci sia questa, effettivamente la gestualità del Dio Padre, che è abbastanza tipica, insomma, con queste braccia aperte, che sono braccia, diciamo, di custodia, di tutela, no? Mi sembra che fosse stato detto che effettivamente, anzi anche in questo caso sembra quasi partire da Dio questo moto, no? Questo movimento che va poi a riverberare. No? È molto più formale ovviamente nel San Giorgio, ma perché è una pala, come ho cercato di spiegare, molto sintetica, che proprio si appoggia su delle forme geometriche, ovali, e basta, non c'è niente, è una palla talmente sintetica che questo abbraccio proprio imprime tutto. Ovviamente nel caso della Scuola della Trinità ci sono più strati di significazione, è una rappresentazione più complessa in quel senso, però sì, sicuramente questo è un tema, appunto ho citato prima un articolo seminale ancora un po', anche se un po' datato,
di Michael Levy che mette un po' insieme tutti questi interventi divini, notando che proprio è la stessa figura, la stessa apertura delle braccia, la stessa impostazione. Ancora? Sì, Martina? Sì, forse una piccola domanda sia per Camilla che per Esther. Allora, nel San Giorgio è giusto che la natura è molto indistinta, però compare questo tronco tagliato e compare insomma in tante altre opere di Tintoretto, cioè in sostanza ci sono due possibilità, no? O c'è il tronco nel senso che l'albero è caduto naturalmente e quindi è tutta irregolare la rottura, oppure è un chiaro taglio, quindi che indica l'intervento umano sulla pianta. E questo un po' mi sembra un'analogia con quanto Esther ha detto così della trasformazione della materia, no? Da roccia al costruito umano. Secondo voi c'è un significato, cioè la presenza del tronco per esempio rientra nella lettura oppure è così perché c'è? No, per quanto mi riguarda, non ne ho parlato per non dilungarmi troppo sulla flora, eccetera. Quello è un tronco che andrebbe messo in relazione con la ridipintura della parte bassa del dipinto, dove ci sono tutto questo fogliame che cresce e perché dalle radici di questo tronco tagliato nascono delle nuove foglie. Questo è molto dettagliato nel dipinto, quindi c'è l'idea che questa forza vivificante, come l'ho chiamata, già sta salvando, insomma, riempiendo la natura. Sul taglio sì, potrebbe essere un taglio umano in quel senso, che fa parte di questo passato in cui l'uomo avrebbe effettivamente abbandonato anche questa terra desertificata e minacciata dal drago. Va bene, se non ci sono altre domande, chiaro chiusa questa bellissima mattinata e ci si rivede dopo il buffet alle 2:30, sempre qui.